il Catania perde 1-0 con il Pescara, servirà a vincere all'Adriatico con 2 gol di scarto per passare il turno. Domani pomeriggio tribuna aperta al pubblico per l'allenamento di rifinitura in vista della partita di ritorno. Marco Carli. Adesso l'Adriatico servirà l'impresa. Dopo il gol di Merola, che ha deciso l'incontro al Massimino, il Catania sarà costretto a vincere mercoledì all'Adriatico con 2 gol di scarto per proseguire la corsa nei playoff promozione. Una corsa che si è maledettamente complicata, ma che, dice Toscano, non ha visto ancora scritta la parola fine. Analizzeremo la partita di oggi, avremo 2 giorni per prepararla e prepareremo per bene la giusta strategia per poter fare l'impresa. Partita che comincia con un Catania aggressivo e sospinto dall'amore del proprio pubblico. Rossazzurri che si fanno vivi a inizio primo tempo con Stoppa e soprattutto in chiusura di prima fazione. Recuperano palla con Jimenez che entra in area e lascia partire un sinistro angolato che finisce di poco fuori. Poi Stoppa ad andare alla conclusione, parata da Plizzari. Ci prova anche di tacchio, di testa su cross di Inglese, ma il pallone finisce alto. Gli abruzzesi alzano il baricentro nella ripresa, ma le occasioni sono sempre rossazzurre, con Inglese che manda alto e con Di Tacchio che trova la respinta di Plizzari. Poi Toscano decide di giocarsi il tutto e per tutto, inserisce Montalto per Celli. Anastasio perde le misure, da verificare l'eventuale tocco di Squizzato sul lancio per Merola, che poi è freddissimo a superare Dini con un pallonetto. Toscano spiega così la sostituzione. Tu una partita la devi vincere. Con i cambi abbiamo cercato di vincere questa in casa. Vigilia di ultima giornata di campionato per il Palermo, domani sfida interna contro la Carrarese, rosanero a caccia del 6° o del 5° posto per giocare in casa il primo turno playoff. Marco Gullà. Giocare il primo turno playoff in casa è questo l'obiettivo del Palermo alla vigilia dell'ultima giornata di campionato. Rosanero che domani al Barbera affronteranno la Carrarese. Occorre una vittoria alla squadra di Dionisi e poi orecchio alla radiolina con la speranza che Catanzaro e Juve Stabia facciano dei passi falsi. Con il 5° o 6° posto il Palermo disporrà di 2 risultati utili su 3 giocando in casa, mentre occupando la 7ª posizione, attualmente quella in corso o l'8ª, avrà a disposizione un solo risultato favorevole e giocherà fuori casa. Noi possiamo attraverso il nostro risultato consolidare, come ho già detto, la posizione, migliorarla o consolidarla o migliorarla, quindi una parte del risultato finale dipenderà da noi. Gestire le forze sicuramente, perché poi sappiamo che sicuramente giocheremo una partita ravvicinata, che questa è già ravvicinata a quella precedente, ne giocheremo un'altra ravvicinata e al tempo stesso vorrei vedere giocatori che vogliono vincere, che magari non sono stati protagonisti nell'ultima partita o in quella precedente, perché abbiamo bisogno veramente di tutti. Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto il Frosinone evitando stravolgimenti. Blen squalificato, al suo posto Ranocchia. Ceccaroni in fase di recupero sarà convocato, mentre Magnani, in miglioramento, verrà probabilmente risparmiato in vista degli spareggi promozione. In avanti poi Ampalo potrebbe beneficiare di un turno di riposo. Al suo posto è pronto Ledo Aron. Con questo abbiamo comunque concluso, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Monreale avrebbe sparato insieme a Calvaruso, il terzo giovane dello Zen per il quale è scattato oggi fermo, identificato grazie a una foto scattata prima che scoppiasse la rissa. Orrore e morte nel canale di Sicilia, indignazione dopo la tragica fine di 2 bambini, l'ennesimo viaggio della speranza finito male. Save the Children chiede l'attivazione di canali sicuri per accedere in Europa. Catania violenta, sotto i riflettori la maxi rissa scoppiata in un pub di via Garibaldi. Al TG Sicilia parla il titolare, mi hanno aggredito e ci siamo difesi. Gli esercenti sollecitano maggiori controlli.
Forse un vetro rotto all'origine del naufragio del Baiesan a Porticello. Operazioni di recupero del relitto intanto bloccate in attesa dell'autopsia sul corpo del sub olandese. Cinema, nelle sale il film che racconta la vita di Rosa Balistreri, figura straordinaria della musica popolare italiana, rivoluzionaria in una Sicilia antica che ancora non conosceva le proteste femminili. Tra le 4 interpreti Donatella Finocchiaro e Lucia Sardo. Calcio, il Catania sconfitto al Massimino dal Pescara, finisce 0-1 con gol di Merola. Nella partita di ritorno mercoledì servirà vincere all'Adriatico con 2 gol di scarto per proseguire il cammino nei play-off. Vigilia di ultima giornata di campionato per il Palermo, domani sfida interna con la Carrarese. Rosanero a caccia del sesto o del quinto posto per giocare in casa il primo turno play-off. Dunque tutti in fila in una sola foto. I presunti responsabili della strage di Monreale erano stati fotografati poco prima che scoppiasse il parapiglia. Proprio quella foto avrebbe permesso ai carabinieri di identificare un terzo giovane dello Zen per il quale è scattato oggi il fermo. Avrebbe sparato insieme a Calvaruso. Maglio Viola. C'è una fotografia scattata poco prima della strage e postata sui social dalla fidanzata di una delle 3 vittime di quella drammatica notte fra il 26 e il 27 aprile, alla base delle indagini che hanno portato al fermo del terzo presunto autore della sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli a Monreale. Una foto nella quale ci sono 7 giovani, come 7 sono i presunti responsabili della sparatoria in base alla ricostruzione dei carabinieri. Attraverso quella foto, che ritrae anche Calvaruso e Acquisto, i primi 2 arrestati, i carabinieri sono arrivati all'identificazione di Mattias Conti, 19 anni, anche lui abitante allo Zen di Palermo come i primi 2. Conti sarebbe il secondo pistolero di quella drammatica notte. Si unisce a Salvatore Calvaruso, accusato di essere stato il primo a sparare, fermato 24 ore dopo la strage il 27 aprile, e Samuel Acquisto, che avrebbe incitato Calvaruso e guidato la moto della fuga, fermato il 4 maggio. Conti ha raggiunto adesso i primi 2 nel carcere di Pagliarelli. Si cercano ancora invece le pistole usate per quella strage, così come all'appello mancano altri 4 giovani che avrebbero partecipato alla tragedia. Si tratterebbe dei conducenti delle altre 3 moto che scorazzavano fra i giovani durante la sparatoria e di quella usata per la fuga di Conti. Anche il fermato di oggi è accusato di strage e lesioni personali, oltre che di porto abusivo d'armi. Intanto non c'è ancora nessuna reazione pubblica alla lettera del fratello di una delle vittime della strage di Monreale, che ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per denunciare l'assenza delle istituzioni nella tragica vicenda. Ho una profonda amarezza per l'assenza di vicinanza da parte delle massime autorità dello Stato, ha scritto Marco Pirozzo, 33 anni, fratello di Massimo, rimasto ucciso quella sera. Dopo l'ennesima tragedia del mare, dove a perdere la vita sono stati 2 bambini di 2 anni al largo di Lampedusa, monta l'indignazione. Save the Children chiede l'attivazione di canali sicuri e regolari per accedere all'Europa. Orazio Longo. Morti frutto dell'indifferenza. Bussa al cuore di ognuno di noi il messaggio di Save the Children dopo l'ennesima tragedia del mare che il giorno della festa della mamma ha visto morire di sete e di fame su un barcone pagato a caro prezzo 2 bambini di 2 anni assieme a un 30enne. Inaccettabile, dice Giovanna Di Benedetto. Dal 2014 risulta che 32.000 persone quasi sono morte o disperse nel Mediterraneo e questi sono numeri quasi certamente approssimati per difetto. Tutto questo è assolutamente inaccettabile. Save the Children ancora una volta chiede che venga attivato un sistema strutturato e coordinato di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, garantendo il rispetto dei principi internazionali e dando prova di quel principio di solidarietà che è la base fondante dell'Unione Europea, e chiede anche l'attivazione di canali regolari e sicuri per accedere all'Europa. I corpicini dei 2 piccoli migranti morti sono stati trasportati nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa assieme alle altre
l'altra vittima, il 30enne, per essere sottoposti a ispezione cadaverica su disposizione della Procura di Agrigento. Alcuni sopravvissuti sono assistiti dalla Croce Rossa, tutti sono arrivati in stato di semi-incoscienza, erano partiti dalla Libia a bordo di un gommone di appena 8 metri, in 60 sono rimasti per 3 giorni in balia delle onde e fermi in mezzo al mare perché nonostante avessero pagato per 25 taniche di gasolio, ne avevano ricevute solo 7 da trafficanti spregiudicati e criminali. Senza acqua, senza cibo, con il sole a picco, alcuni dei sopravvissuti sono arrivati con gravi ustioni. Un uomo si è gettato in acqua e non è più riemerso. In 57 sono stati salvati dalla ONG Nadir su segnalazione di Frontex. Tra i superstiti ci sono 13 donne, tra cui le mamme dei 2 bambini morti, annientate dal dolore, e 2 minori. Dolore e commozione oggi a Favara per l'ultimo saluto a Valeria Di Gloria, 41 anni, madre di 4 figli e nonna di un bimbo di pochi mesi, morta in circostanze tragiche in un distributore di carburante. Davide Sardo. Favara si è fermata per l'ultimo saluto a Valeria Di Gloria, 41 anni, madre di 4 figli e da poco anche nonna. Una tragedia inizialmente apparsa come un incidente, ma che le indagini hanno rivelato essere un gesto estremo. La chiesa madre era gremita. Parenti, amici, semplici cittadini e il sindaco Antonio Palumbo hanno abbracciato la famiglia nel dolore. Un silenzio composto, rotto solo dalle lacrime. Sui volti lo sgomento per una vita spezzata in modo così drammatico e per un gesto estremo che nessuno riesce a spiegare. Valeria ha perso la vita all'interno della sua auto, avvolta dalle fiamme in un'area di servizio. Le immagini di videosorveglianza raccontano tutto. La donna arriva con la sua Punto bianca, acquista benzina anziché gasolio e la versa nell'abitacolo, poi risale in macchina. Pochi istanti e l'auto prende fuoco. Valeria tenta di uscire, ma cade a terra e muore lì, tra le fiamme. Un gesto forse premeditato su cui indagano i carabinieri e la procura di Agrigento. La colonnina del SEF è sotto sequestro. Favara intanto resta sgomenta, sospesa tra dolore e domande senza risposta. Catania, scippatori seriali arrestati dalla polizia, agivano in scooter nel centro storico e in modo audace. 3 i colpi filmati dalle telecamere. In un caso la vittima finisce rovinosamente a terra dopo essere stata strattonata. Tonino De Mana. Passano con lo scooter, adocchiano le vittime di turno e in un batter d'occhio le scippano. Teatro delle scorribande, il centro storico di Catania. 2 giovani di 20 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia per più furti commessi con strap per lesioni personali aggravate. Nel primo video è una giovane turista a vedersi sfilare il telefonino dalle mani. È quasi incredula e smarrita. Di sicuro non immaginava che in pieno centro e in pieno giorno 2 balordi potessero agire in modo così audace. In via Renato Imbriani tocca invece ad un uomo di mezza età finire gambe all'aria in seguito allo scippo del borsello. Per la vittima escoriazioni, un trauma facciale e tanto spavento. Terzo caso, sempre ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, gli scippatori scooter prendono di mira un'altra ragazza, anche lei, derubata del cellulare. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno permesso di identificare i 2 malviventi. Il GIP, accogliendo la richiesta del PM, ha disposto gli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico nei confronti del 24enne e la misura cautelare in carcere per il 20enne. Ma la movida a Catania, al TG Sicilia parla il titolare del pub di via Garibaldi, dove nella notte tra venerdì e sabato c'è stata un'impressionante rissa a colpi di tavoli e sedie. Vediamo. Dalla movida violenta con scene da guerriglia urbana di venerdì sera alla tranquillità di una normale mattinata in un'isola pedonale affollata da tanti turisti che si recano in cattedrale. La quiete dopo la tempesta in via Garibaldi con i turisti che affollano il centro storico e le attività di ristorazione non che riaprono i battenti. Seppur dolorante con qualche graffio, Gioacchino Cacciola alza la saracinesca. È il titolare insieme al figlio del locale al centro delle cronache per una furibonda rissa con tanto di tavole e sedie volate per aria. E mentre i protagonisti sono stati tutti identificati dalla polizia, registriamo il suo sfogo, lui che per garantire ordine paga anche la vigilanza privata. Dobbiamo farlo perché ci dobbiamo difendere, in giro c'è chiunque, ci sono dementi, è una ferita per noi un'azione del genere. Fortunatamente in certi casi i clienti non subiscono nulla. Adesso ho qualche ferita al volto, cosa è successo? Qualcuno mi ha alzato le mani, no? È facile, no, dirlo, perché le reazioni partono sempre da qualcosa. No? Arrivati ad un certo orario la sera c'è una percezione di insicurezza, dall'anarchia sul lungomare agli episodi di cronaca a San Berillo, e c'è qualcuno
qualcuno che teme un'altra Monreale. Non vogliamo un'altra Monreale a Catania, per questo chiediamo da tanto tempo dei controlli che vanno oltre le 10 di sera. È impossibile che a Catania centro non ci sono dei vigili urbani dopo le 11, non ci sono poliziotti, non ci sono carabinieri. Allora l'appello che si fa è questo: vogliamo un centro storico che sia governato dalla polizia. Sulla scazzottata in via Garibaldi il Codagons ha annunciato un esposto e si costituirà parte offesa. Forse un vetro rotto all'origine del naufragio del Baiesan è una delle ultime ipotesi investigative sull'affondamento un anno fa del super yacht. Intanto a Porticello operazioni di recupero del relitto bloccate in attesa dell'autopsia sul corpo del sub olandese morto venerdì scorso. Marco Gullà. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del sub olandese che stava lavorando nel recupero del Baesian a Porticello. Al momento l'ipotesi più accreditata è che il sommozzatore sarebbe stato colpito da un pezzo di metallo che si sarebbe staccato per un'esplosione innescata dall'uso di una fiamma ossidrica. A Porticello nel frattempo è tutto fermo. In questi giorni doveva essere tagliato il lungo albero del veliero e invece le operazioni sono state interrotte. Continuano nel frattempo ad emergere ipotesi sul naufragio del lussuoso veliero colato a picco nella notte del 19 agosto scorso nelle acque di Porticello. Ci potrebbe essere un vetro crepato dietro alla tragedia. A riportare l'ultima ipotesi investigativa è il Corriere della Sera. Ebbene, il super yacht potrebbe aver avuto un guasto prima di arrivare nella rada, un problema alla finestra antisfondamento che separa la sala macchine dalla control room e che avrebbe avuto come conseguenza quella di far entrare l'acqua in uno dei compartimenti del veliero. L'ipotesi emerge da un video girato dai sub nel relitto. Si vedrebbe il vetro crepato ma non rotto, il che lascia pensare che l'acqua deve aver invaso la sala macchine e almeno all'inizio non la control room. Tutti elementi al vaglio degli inquirenti e dei periti del PM di Termini Imerese che sono al lavoro per identificare i vari tasselli che hanno portato alla tragedia al sopraggiungere della tempesta. Arrivano le ispezioni al reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo dopo le denunce di un medico su casi di malasanità nel reparto. Il Ministero manda in AS, la Regione, una commissione di inchiesta. Maglio Viola. È il giorno dell'avvio delle ispezioni al reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, al centro della bufera dopo le denunce pubbliche del dottor Francesco Caronia, che ha raccontato di interventi non necessari, cartelle cliniche alterate, liste d'attesa bypassate e tanto altro, fino ad arrivare alla morte di una paziente a causa di un intervento che secondo il medico non si sarebbe dovuto eseguire affatto. Inizia oggi il lavoro della commissione regionale d'inchiesta istituita dalla Regione e composta da esperti provenienti da diverse aziende sanitarie siciliane incaricata di fornire aggiornamenti settimanali all'assessorato. Il riesame riguarderà tutte le cartelle cliniche dal 2020 al 2025 con attenzione alla correttezza dei percorsi terapeutici, alla coerenza delle scelte cliniche e agli eventuali esiti successivi anche in altre strutture sanitarie regionali o extraregionali. Se la Regione istituisce una commissione, il Ministero ha deciso invece di inviare direttamente i carabinieri del NAS, il nucleo investigativo sanità. La loro ispezione sarà molto più rapida rispetto a quella regionale. I militari dovranno riferire al Ministro, ma avranno anche l'obbligo di segnalazione alla Procura nel caso in cui riscontrino possibili reati penali. Sia la Commissione regionale che i NAS potrebbero ascoltare anche il medico che ha denunciato, il deputato regionale Ismaele Lavardera, primo a raccogliere le sue confessioni, e ove necessario anche i pazienti che si sono rivolti al reparto dal 2020 in poi. Infine potrebbe essere ascoltato domani o mercoledì al massimo il dottor Caronia in convocazione davanti all'Ordine Provinciale dei Medici di Palermo. L'Università di Messina ha conferito oggi a Santo Versace il dottorato di ricerca honoris causa, un ritorno quasi a casa per il fratello di Gianni e presidente della casa di moda che a Messina si è laureato, Francesco Triolo. Sono arrivato qui in questa università che avevo 18 anni e quindi è stato il periodo più bello della vita. Con il fratello Gianni ha portato nel mondo uno stile unico, inconfondibile, un marchio, Versace, divenuto simbolo dell'italianità. Ma Santo Versace è partito da qui, da Messina, dalla facoltà di economia e dalla laurea in quest'ateneo che adesso gli ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Economics, Management and Statistics. La sua Lectio Doctoralis ha affrontato la capacità di riscoprire il lusso italiano come strumento di innovazione armonica e di inclusione. Emozionato, ha ricordato il valore delle risorse umane. Noi abbiamo sempre ragionato, anche con Gianni, che l'azienda è di chi ci lavora.
L'azionista può cambiare, ma di chi ci lavora? Noi eravamo i primi lavoratori. Dopo la sfilata, dopo 2 o 3 giorni, quando Gianni recuperava perché si facevano notti in bianco, andava a Novara a salutare le 250 sarde, a stringere la mano a ognuna di loro e dire: se c'è stato questo successo è merito vostro. Dal ruolo di presidente fondatore di Versace ha contribuito ad espandere il brand, abbigliamento, profumi, accessori, arredamento, ma sempre con l'anima italiana e del sud. Questa è l'eredità più importante, è dimostrare che si possono realizzare i sogni, si può andare oltre i propri sogni. L'eredità più importante è dire che partendo anche dalla periferia estrema puoi conquistare il mondo. E poi l'attività filantropica contro le diseguaglianze sociali con iniziative di inclusione a sostegno delle persone fragili è un messaggio lanciato ai tanti giovani presenti. Ai giovani, ragazzi, provateci, credeteci e lavorate per raggiungere i vostri obiettivi, perché si può fare qualunque cosa. Cinema, è uscito nelle sale il film che racconta la vita di Rosa Balistreri, figura iconica della musica italiana, simbolo di lotta e resilienza. Eva Spampinato. Ho deciso di gridare la mia protesta. Non lo sapete quanto vi desio. La voce di Rosa Balistreri è quella della protesta, della Sicilia arcaica e delle campagne, la voce popolare che ha dato vita a canzoni che oggi chiameremmo impegnate, politiche e che ai suoi tempi, Rosa nacque a Licata nel 1927, le donne non potevano rappresentare. Voglio essere come a voi. E quando mai si è visto una cantastoria femmina? Ma Rosa ha abbattuto tutte le barriere, una bambina cresciuta senza scarpe, senza scuole, ha imparato a scrivere, leggere e suonare da sola, ha detto no al patriarcato e poi è stata accolta dai più grandi intellettuali dell'epoca, una figura che andava ricordata. Anzi, avevamo perso tempo, noi siciliani, a ricordarla con un film. Cosa rappresenta Rosa Balistreri? La resilienza, la rialzata. Un personaggio sfaccettato, complesso, un carattere particolare. E Paolo Licata lo ha fatto con un biopic, L'amore che ho, liberamente tratto dal romanzo di Luca Torregrossa uscito al cinema, in cui ad interpretare Rosa in diverse fasi della sua vita ci sono Anita Pomario, Donatella Finocchiaro e Lucia Sardo. Ho conosciuto Luca Torregrossa, che è il figlio nipote di Rosa, l'ho conosciuto circa 20 anni fa e gli ho detto: Luca, faremo un film su Rosa. La colonna sonora è firmata da Carmen Consoli. E c'è un aneddoto legato alla genesi del film che Paolo Licata iniziò a pensare 5 anni fa durante il montaggio di Picciridda. L'ho chiamata senza anticipare nulla, l'ho chiamata e ho detto: scusa, ma tu sai cantare? E io comincio a cantare: mi voto e mi rivoto sospirando. Ho detto: scusa, ma perché tu stai cantando questa canzone? Non lo so, mi è venuta di cantare queste. Vabbè, ho capito, ti richiamo. Allora lì ho capito che in qualche modo eravamo sulla strada giusta. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Il Catania perde 1-0 con il Pescara, servirà a vincere l'Adriatico con 2 gol di scarto per passare il turno. Domani pomeriggio tribuna aperta al pubblico per l'allenamento da rifinitura in vista della partita di ritorno. Marco Carli. Adesso l'Adriatico servirà l'impresa. Dopo il gol di Merola, che ha deciso l'incontro al Massimino, il Catania sarà costretto a vincere mercoledì all'Adriatico con 2 gol di scarto per proseguire la corsa nei playoff promozione. Una corsa che si è maledettamente complicata, ma che, dice Toscano, non ha visto ancora scritta la parola fine. Analizzeremo la partita di oggi, avremo 2 giorni per prepararla e prepareremo per bene la giusta strategia per poter fare l'impresa. Partita che comincia con un Catania aggressivo e sospinto dall'amore del proprio pubblico. Rossazzurri che si fanno vivi a inizio primo tempo con Stoppa e soprattutto in chiusura di prima fazione. Recuperano palla con Jimenez che entra in area e lascia partire un sinistro angolato che finisce di poco fuori. Poi Stoppa ad andare alla conclusione, parata da Plizzari. Ci prova anche Ritacchio di testa su cross di Inglese, ma il pallone finisce alto. Gli abruzzesi alzano il baricentro nella ripresa, ma le occasioni sono sempre rossazzurre, con Inglese che manda alto e con Di Tacchio che trova la respinta di Plizzari. Poi Toscano decide di giocarsi il tutto e per tutto, inserisce Montalto per Celli. Anastasio perde le misure, da verificare l'eventuale tocco di Squizzato sul lancio per Merola, che poi è freddissimo a superare Dini con un pallonetto. Toscano spiega così la sostituzione. Tu una partita la devi vincere.
alcuni cambi abbiamo cercato di cercare di vincere questo in casa. Vigilia di ultima giornata di campionato per il Palermo, domani sfida interna contro la Carrarese, rosanero a caccia del sesto o quinto posto per giocare in casa il primo turno playoff. Marco Gullà. Giocare il primo turno playoff in casa è questo l'obiettivo del Palermo alla vigilia dell'ultima giornata di campionato. Rosanero che domani al Barbera affronteranno la Carrarese. Occorre una vittoria alla squadra di Dionisi e poi orecchio alla radiolina con la speranza che Catanzaro e Juve Stabia facciano dei passi falsi. Con il quinto, sesto posto il Palermo disporrà di 2 risultati utili su 3 giocando in casa, mentre occupando la settima posizione, attualmente quella in corso o l'8ª, avrà a disposizione un solo risultato favorevole e giocherà fuori casa. Noi possiamo attraverso il nostro risultato consolidare, come ho già detto, la posizione, migliorarla o consolidarla o migliorarla, quindi una parte del risultato finale dipenderà da noi. Gestire le forze sicuramente, perché poi sappiamo che sicuramente giocheremo una partita ravvicinata, che questa è già ravvicinata a quella precedente, ne giocheremo un'altra ravvicinata e al tempo stesso vorrei vedere giocatori che vogliono vincere, che magari non sono stati protagonisti nell'ultima partita o in quella precedente, perché abbiamo bisogno veramente di tutti. Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto il Frosinone evitando stravolgimenti. Blen squalificato, al suo posto Ranocchia. Ceccaroni in fase di recupero e sarà convocato, mentre Magnani, in miglioramento, verrà probabilmente risparmiato in vista degli spareggi promozione. In avanti Poyan Paolo potrebbe beneficiare di un turno di riposo. Al suo posto è pronto Ledo Aron. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione del nostro telegiornale non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.